La merda che ho fatto, quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Sono le frasi pronunciate da Buyar Fandai, il 41enne in carcere per il brutale omicidio di Vanessa Ballan, parole che suonano come una confessione e che inchioderebbero l'uomo. Una telefonata che risale alla sera del 19 dicembre, quando, dopo aver accoltellato la mamma 26enne, Fandai scappa e durante la fuga decide di chiamare il 112. Prima di telefonare toglie però la SIM appena acquistata per non essere rintracciato. Poi compone il numero di emergenza e parla con un carabiniere che appena lo sente cerca di tenerlo al telefono e di convincerlo a costituirsi. È freddo, non sei una persona abituata a vivere in mezzo alla strada. Il 41enne vuole depistare gli uomini dell'arma, ma senza fare riferimenti, senza fare il nome di Vanessa, dice. La merda che ho fatto. Una conversazione che dura pochi istanti. Ascoltami, Bujar, sono cose che possono succedere, lo sappiamo benissimo. Dove ti trovi ora? Non ho neanche le batterie, quasi scariche le batterie. Ascolta, Bujar, c'è un'ambulanza là vicino con una luce accesa blu. Se la vedi, chiedi soccorso ai due infermieri. Non ti preoccupare, non succede niente, poi parliamo. Quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Lo so, tu l'hai fatto, per carità, hai sbagliato? Noi lo sappiamo benissimo, tu lo sai che hai sbagliato, noi anche. Noi facciamo il nostro lavoro, tu però per... È in questo momento che termina bruscamente la telefonata. Fandai capisce che potrebbe essere localizzato, poi rimette la SIM, forse per fare una chiamata, ma grazie a questo viene rintracciato dai militari dell'arma. Per lui i minuti sono contati, i carabinieri lo attendono silenziosi vicino alla sua abitazione. Lui pensa che lo stiano cercando nei campi, rientra, si fa la doccia, probabilmente vuole espatriare, tornare nel suo paese per nascondersi. I carabinieri però buttano giù la porta e lo arrestano. Prima il 41enne in carcere si avvale della facoltà di non rispondere, ma il 30 gennaio racconterà forse la sua verità ai magistrati.